straordinario esempio di come anche nelle difficoltà una persona possa comunicare gioia e voglia di vivere. È Andrea Negro, tetraplegico dalla nascita, sceglie i colori, la preparazione, la tecnica di esecuzione, perché non potendo comunicare verbalmente manifesta le sue emozioni e sentimenti attraverso i suoi quadri. Con la sua idea espressa attraverso lo sguardo guida la mano della sorella Barbara e dei nipoti che ne completano le tele. Di solito lui guarda Telefriuli, mi vede sempre sorridente. Oggi sei riuscito a commuovermi, vero? Perché la tua storia è davvero molto bella e la raccontiamo, tu la racconti attraverso gli occhi, tua sorella attraverso le mani. Barbara, questa è una giornata molto emozionante per voi ma anche per tutti noi, perché grazie a un'idea alla fine nata spontaneamente da tua figlia. Poco, sì, veramente un'idea nata da poco. Stanno nascendo tantissimi progetti, dal fare questi quadri con i quali Andrea ci vuole invitare a guardare, partendo dalla consapevolezza che ci sono delle difficoltà, che non è tutto bello, però Andrea ci dice va bene, ci sono le cose che non vanno, però ci sono anche, il mondo è anche pieno di bellezza, il mondo è pieno di cose belle che vanno condivise. Ad Andrea piace un detto: fa più rumore un albero che cade piuttosto che una foresta che cresce. Lui piano piano vuole seminare con questi quadri, con i segnalibro che vengono realizzati attraverso questi quadri, con i laboratori che verranno fatti nelle scuole elementari e anche attraverso il libro che verrà fatto con calma e nel tempo. Ci siamo presi tutto il tempo. Io ho detto, come gli artisti non si danno premura, noi adesso ci diamo tutto il tempo per realizzare questo bellissimo libro che sarà rivolto agli adolescenti e vuole essere un libro fresco, un libro pieno di piccoli consigli. Andrea è una persona modesta, non vuole insegnare niente a nessuno, vuole dare qualche consiglio ai ragazzi in modo tale che ognuno di loro tiri fuori il bello che hanno dentro. A lui piace tantissimo una frase: sii la versione migliore di te stesso. Lui crede che in ogni ragazzo ci sia un dono prezioso. È sufficiente credere in loro, credere nei ragazzi, dargli qualche aiuto, qualche consiglio per superare le difficoltà affinché crescano le cose belle, perché Andrea è innamorato della bellezza, delle cose belle e nonostante tutto, anche nei periodi, nei momenti più difficili, lui è sempre riuscito a guardare il lato positivo, ha sempre cercato la via per star bene e per riuscire a condividere le cose belle che lui ha. Un inno alla vita praticamente attraverso i colori, attraverso i suoi occhi. Raccontaci anche come fai tu a realizzare questi quadri, perché c'è una sorta di comunicazione. Certo, allora praticamente come nasce la cosa? Io innanzitutto metto a disposizione di Andrea, casa nostra non è più una casa, è un laboratorio, giusto Andrea? E gli metto su un tavolo tutte le tele di tutti i tipi, rotonde, ovali, grandi, piccole, le dimensioni più disparate. Adesso abbiamo trovato delle tele nuove, esagonali, bellissime che dobbiamo utilizzare. Scelte le tele che lui vuole usare, mettiamo via tutto il resto e tiriamo fuori tutti i colori. Poi io lo lascio un attimino lì da solo che pensa e riflette, e da tutti i colori che vengono disposti sul tavolo si estrapolano. Di solito, affinché un quadro venga bene, lui ha constatato che vanno usati non più di 4-5 colori. Lui sceglie 4-5 colori e mettiamo via tutto il resto. È una cosa lunga, però come c'è il detto, il Colosseo non è stato costruito in un giorno, anche noi le cose le facciamo prendendoci i nostri tempi. E quindi una volta che ha scelto questi colori, vanno preparati in un modo abbastanza particolare, nel senso che usiamo l'acrilico non puro, però l'acrilico che viene diluito per renderlo scivoloso affinché diano vita a questi quadri. Poi lui decide se mettere 1, 2, 3, 4, quante gocce di silicone. Il silicone ha lo scopo di creare, come vedrete, delle bolle, delle forme particolari. Cosa fa il silicone? Tiene separati i colori. Dopo che abbiamo preparato i colori, lui decide
la sequenza in cui vengono versati in un unico bicchiere. C'è un quadro con più foto dove proprio abbiamo fotografato la sequenza con cui facciamo questi lavori. Alla fine viene riempito un bicchiere che in trasparenza si vede essere composto da più strati di colore. Si appoggia sopra la tela, dopodiché si rovescia la tela al bicchiere, si aspetta il tempo che lui dice. Quando lui dice che è il momento giusto, il bicchiere viene tolto e si lascia il colore che decanta. Il colore scende, si sposta, dopodiché lui guarda, vede se magari bisogna far oscillare il quadro più di una parte, più dall'altra, e alla fine si crea questo quadro. Dopo 5-6 giorni, ci vogliono 5-6 giorni perché si asciughi. Una volta che è asciutto viene verniciato. Giusto Andrea? Poi se non ci piace, invece, una volta rovesciato il bicchiere, se il quadro a lui non piace, si lava la tela e si ricomincia. Infatti in questo anno abbiamo fatto tantissimi quadri anche che poi sono stati lavati perché a lui non piacevano. Comunque diciamo che abbiamo ottenuto un bel risultato per essere dei principianti. E poi lui è molto affezionato ai tuoi figli, tant'è che appunto ci sarà questo laboratorio, questa sorta di laboratorio con i bambini. Assolutamente, faremo dei laboratori nelle scuole elementari che hanno un duplice obiettivo, sia di far interagire dei bambini con dei ragazzi disabili. Ci sono bambini disabili anche a scuola. La normalità, non esiste un concetto di normalità a prescindere, ogni persona è diversa. È vero che più una disabilità è accentuata, come ad esempio nel suo caso che è in carrozzina, e più può sembrare strano a un bambino se non ha mai visto un ragazzo disabile in carrozzina, gli fa strano e rimane magari un po' senza parole. Se si abitua fin da piccoli, i bambini abituati fin da piccoli, in qualsiasi circostanza, per loro diventa normale interagire anche con una persona che non può parlare, perché i bambini sono veramente fantastici, hanno una creatività pazzesca. E infatti io insegnerò a loro un gioco che per loro sarà un gioco. Quando ero piccola io, ad esempio, tanti miei compagni di classe si divertivano a giocare con lui, a fargli delle domande. Lui dice di sì alzando gli occhi, dice di no abbassando gli occhi. Poi fa anche tutta una serie di espressioni anche buffe nel comunicare, ed è questo che faremo con questi bambini. Allora, il tema di questi laboratori sarà l'acqua. Noi prenderemo un grande scatolone dove i bambini non vedranno il contenuto, metteremo i vari colori dell'acqua, che non sono solo l'azzurro e il blu. Noi quando andiamo al mare troviamo tantissimi altri colori, come l'oro, giusto Andrea? Come magari il verde acqua. Magari un bambino piccolino di 7 anni non sa come si crea il verde acqua, allora Andrea gli insegnerà come si crea il verde acqua, tutto tramite delle domande. Faranno i bambini direttamente. Io sarò solo una specie di intermediario, sì, un intermediario, e in questo modo loro saranno arricchiti di un qualcosa che non hanno mai fatto. Andrea sarà felice perché lui adora stare con i bambini, con i ragazzi, e diciamo che è un buon inizio di questi progetti. Dopodiché, come abbiamo anticipato, speriamo entro un anno di finire il nostro libro. Un inno alla vita, e lei ha voluto anche dire bisogna esaltare la vita con queste storie. Beh, io penso che questa sia una storia straordinariamente travolgente e penso che l'aspetto più importante di tutte le cose che abbiamo ascoltato, abbiamo detto oggi, è la forza di questa famiglia e la forza di Andrea di raccontarla, perché soltanto raccontando queste storie poi alla fine altri che magari non hanno il coraggio di raccontarla vivono nel loro dolore, capiscono che invece ce la si può fare. E io penso che la storia di Andrea sia questa, e quindi una famiglia forte, una famiglia di grande generosità, un'alleanza importante col sistema professionale della sanità, è un'occasione che consente di capire quanto la vita ha bisogno in determinati momenti di grandi risposte sanitarie.
ma le risposte sanitarie sono un pezzo della nostra vita, poi c'è il resto, poi la nostra vita continua, e Andrea nella sua complessità di vita dimostra quanto invece per lui sia naturale e ci fa una lezione ogni volta che lo si può conoscere. Questo è importante. Proprio nella sede della vostra banca avete scelto di dare spazio a questa mostra, un messaggio di vita, una storia davvero molto emozionante. Sì, crediamo faccia proprio compito, sia tra i compiti della Banca di Territorio, dare spazio a questo tipo di iniziative che mette assieme l'attenzione al sociale, l'attenzione a situazioni di fragilità che però, come si può vedere dalle opere di questa persona, possono diventare anche l'espressione di arte, di cultura e di segnali di vita e di speranza, per cui ecco, crediamo che questo sia proprio uno dei modi attraverso cui una banca come Civibank può mettere a frutto il proprio ruolo di banca di territorio.